Accendiamo. Siamo in live sul mio canale YouTube. Buonasera a tutti. Buon pomeriggio. Non ho acceso neanche le luci, non ce ne frega niente perché tanto c'è una bellissima luce. Guardate Maurizio Gastaldi. Ecco, voglio approfittare di questa live, anzi la sto facendo proprio apposta questa live, ve lo dico subito. Sto facendo questa live apposta per il mio amico moscovita di Mosca, Vladimir Chemierovski, Bravo. che ha visto un bellissimo video risalente agli anni 60, mi pare. Adesso andiamo a rivedere. Sì, del 1961 di Orgosolo, comunque sui banditi, parla dei banditi questo documentario che lui ha visto da Mosca, e dice a Mosca, e dice ad Orgosolo: ci sono i banditi ancora? Mi ha chiesto, no? Come si vive in Sardegna con i banditi? Io francamente, Chanel, io francamente non ne ho mai conosciuto uno, perché ho 42 anni. Però i banditi sono esistiti in Sardegna, adesso li hanno sterminati tutti, anzi vi dirò di più, hanno sterminato gli alberi, quindi non ci sono più nascondigli, non c'è più foresta, non c'è più niente. Forse è per quello che non ci sono più banditi, perché prima avevano i nascondigli, adesso non ci sono più nascondigli e non ci sono più banditi. Poi Maurizio stava dicendo appunto che ad Orgosolo adesso sono tutti, giro verso Maurizio, sono tutti laureati, al posto degli alberi ci sono le case, dice Maurizio. Sono bellissimi murales. Ci sono dei bellissimi murales, diciamo che la cosa è un po' cambiata. Ciao Fabrizio Lai. E quindi diciamo che adesso banditi non ce ne sono. Stiamo parlando di 100 anni, 50 anni fa, 100 anni fa, dai. Purtroppo sono stati tutti arrestati e quindi per fortuna purtroppo comunque si sono estinti. Però è rimasto qualcosa, ad esempio questa bellissima canzone che io e la mia insegnante abbiamo deciso di tradurre in lingua russa. Si intitola, ha due titoli, Antuneddu oppure La Corsicana, che parla proprio della mamma di un bandito che parla col bandito, c'è proprio un dialogo tra loro, no? E questa canzone è solitamente in sardo, ma io l'ho voluta tradurre in lingua russa, così anche Vladimir e tutti i connazionali di Vladimir potranno capire questa canzone. Vai Maurizio! Antuneddu. Vai a cuccia. Как тоскует мое сердце по любимому мужу, от приятельской измены 3 года как бандитам кружит. Бродит он всю по горам благодаря предателям.
лучшим тут погибшим бандитам вы в горах. Ах, лучше кто погибшим бандитам вы в горах. Дорогая моя мама, не терзайте душу тем, что прячусь я в горах. Это не бесчестие. Да прячусь я в горах, но это не бесчестие. Но ты не слышишь и не знаешь, как сжигает дотла. Приходи ко мне, любимый, не хватает мне тепла. Приходи ко мне, любимый, не хватает мне тепла. А наши предки работали руками, трудились честно, пшеницу засевая, такую, что блесна серебрила издалека. И доносился спящий стуча звук ударов цикача. И доносился спящий стуча звук ударов цикача. А поезд на Бастию был сделан для Господь. Заплачут пустяки, и пастух вздохнет. Заплачут пустяки, и пастух вздохнет. Спасибо большое, Maurizio Gastaldi e Veronica Pisano. Fabrizio like. Brava! Hai scritto e non hai messo il like. Brava adesso, molto brava. Non hai messo il like. Ecco, riceve complimenti anche dal chitarrista. Così devi cantare. Devo cantare così. Bene, Ecco, bene. Per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ricordate di mettere un like e di seguirci su tutti i canali YouTube, soprattutto in questo, dove facciamo le live e facciamo tante cose, comprese le interviste. Ciao a tutti, a presto.